post per questa serata che è dedicata all'ultimo libro di Marco Ascione, che vedete al centro del divanetto. Lui è il capo della redazione politica del Corriere della Sera e in questo suo ultimo libro, diciamo, ha voluto indagare un po', investigare la realtà di Comunione e Liberazione. E, diciamo così, è un viaggio all'interno della fratellanza. A me è piaciuto il libro perché, diciamo, non si concentra tanto sui singoli, quanto piuttosto racconta una storia collettiva che, insomma, mette radici negli anni 50 e poi negli anni 60 e arriva fino ai giorni nostri con la guida di Davide Prosperi, passando ovviamente dal fondatore, che tutti conoscete, Don Giussani, e transita attraverso Don Julian Carron, che nel libro ha un ruolo fondamentale, e poi con Marco vedremo perché. Partirei con una domanda sul titolo: perché la profezia di CL? Che cosa intendi con profezia? La profezia, intanto grazie a tutti voi per essere qui. La profezia di CL perché in qualche modo mi è sembrato, leggendo gli scritti di Giussani, che Giussani intravedesse il rischio che correva il movimento di Comunione e Liberazione e quindi indicasse una via, la indicasse anche attraverso la scelta di Carron. Tu introducevi il libro, Carron sì, effettivamente è una figura centrale nel mio libro, centrale perché io conoscevo poco e nulla di Comunione e Liberazione, sono stato attratto dalla curiosità, cioè a un certo punto mi sono reso conto che questa figura che era stata così determinante per il movimento era in qualche modo scomparsa, era finita dietro le quinte, era come se non fosse mai esistita in un certo senso. E quindi ho iniziato a interrogarmi, a capire meglio chi fosse Carron, a ricostruire la sua storia, a ricostruire la storia del movimento, arrivando fino a Prosperi. Questa curiosità via via si è alimentata e poi mi ha indotto. Inizialmente volevo fare in realtà un articolo per il Corriere della Sera o per la lettura del Corriere, dopodiché ho visto che c'era tanto materiale, c'era tanto da raccontare, una storia di persone interessanti, una storia soprattutto diversa, non diversa, una storia, diciamo così, noi di CL, diciamo noi chi è esterno a CL, ha un'idea di CL anche un po' stereotipata, basata su fatti veri, nel senso che sono fatti che sono emersi, anche una certa, il meeting, ovviamente, che è una grande vetrina, ma anche una certa cattiva reputazione. Sono voluto andare oltre, capire esattamente un po' quali fossero i cardini del pensiero e che cosa, essendo un giornalista che si occupa di politica, ha determinato un certo tipo di rapporto tra la fede, un movimento di educazione alla fede, e il potere. Questo mi è interessato, questo diciamo è il core business del libro da cui sono partito. Grazie Marco. Passo a Domenico Menorello per chiedergli se in qualche maniera questi stereotipi di cui parla Ascione li riscontra anche lui nella narrazione di Comunione e Liberazione, e se, diciamo così, questo libro ci aiuta ad andare un po' oltre, un po' più in profondità rispetto a una cosa che, insomma, ha una sua complessità che va oltre sì, certe anche leggende, diciamo, che ruotano attorno alla fratellanza. Intanto grazie per l'invito, ripreciso come ho fatto con Zovico che mi ha invitato, che non ho alcun ruolo nel movimento, questo mi dà, quindi non rappresento assolutamente nessuno, tranne che me stesso, anche se spero l'anno prossimo di poter festeggiare i 40 anni dall'incontro mio personale con il movimento. Gli stereotipi di cui parla Marco Ascione sono una realtà che credo abbia sempre contraddistinto la storia non solo del movimento ma anche di ogni presenza di cattolici che in qualche modo si sono posti nel mondo tentando di vivere nel mondo e di vivere per se stessi un incontro fatto, e questo ha sempre generato spesso insomma una strumentalizzazione delle posizioni che sono state via via prese. Mentre ho trovato molto bello che anch'io quando ero più piccolo sono stato incuriosito da alcuni di questi stereotipi, perché mi colpiva come mai diciamo fossero oggetto di tanti strali, e così è stata paradossalmente l'occasione per guardare più da vicino e poi per innamorarmi di questa possibilità di vita personale.
E in questo senso il libro di Marcachon, che confesso io ho approcciato con una certa diffidenza, appunto perché dico è l'ennesimo stereotipo raccontato come siamo abituati a leggere. Mi scuso se interrompo, no? È lo stesso approccio che molti dentro Comunione e Liberazione hanno avuto con me quando mi sono avvicinato per dire mi aiutate a capire che cos'è CL. E molti, ma alcuni anche poi dopo la lettura del libro, voglio dire, mi hanno detto sì, ce l'avamo sbagliati, molti non hanno voluto parlare, molti mi hanno detto è un giornalista, voi giornalisti raccontate sempre CL, siamo brutti e cattivi. Adesso banalizzo, ma questo era il retropensiero. Sì. Quindi sì, era il pensiero anche di molti miei interlocutori. E invece le pagine sono pagine interessanti, molto importanti, e hanno secondo me il pregio anche di immedesimarsi in alcuni passi che secondo me a cui siamo stati chiamati anche negli anni più recenti di personalizzazione delle posizioni e del cammino, che non è scontato, cioè aver raccolto e rilanciato insomma alcune questioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni, ma soprattutto poi mi pare che il testo ponga un grande problema anche per la comunità civile italiana, cioè per dirla con il Papa, che pure lei cita giustamente, in un cambio d'epoca, se la Chiesa, leggo che mi sono fatto alcune cose che mi hanno colpito del testo, se la Chiesa, dice a pagina 40, sia attrezzata per la battaglia della modernità. E questa è una grande questione. Ci sono dei rischi di diverso tipo e credo che da questo punto di vista il testo aiuti a porre questa domanda a tutti i cattolici, chissà, aggiungo io, che la ponga anche alla stampa cosiddetta laica, che dei cattolici non parla assolutamente mai, soprattutto quando prendono delle posizioni che non sono secondo il politically correct, e soprattutto quando, non prendendo posizioni secondo il political correct, cercano di offrire delle ragioni a tutti. Allora qui invece dei cattolici si parla se diventano dei panda, tipo che appunto sfoderano solo delle regole che ormai nel cambio d'epoca sono per lo più totalmente incomprensibili a noi stessi, quando si cerca di porre delle questioni antropologico-culturali, quindi andare a fondo anche della propria posizione, raramente si trova attenzione. E questo è un problema per il Paese, perché lei giustamente ascrive a CL di aver rotto il pensiero unico, probabilmente qui ci sono tanti amici che hanno fatto in questo senso anche la storia di questa città, il pensiero unico. Anche oggi c'è un pensiero unico da cui bisogna stare un po' in guardia, e la pluralità del pensiero certamente deve vedere i cattolici non adagiarsi su una mera ripetizione appunto di presunti dogmi. Uso una parola che ho usato l'altro giorno alla stampa a proposito di Dio e famiglia, li ha chiamati dogmi, e da un lato, ma dall'altro c'è bisogno che anche c'è la capacità anche del pensiero, chiamiamolo laico, soprattutto dei grandi player culturali laici, di raccogliere lo sforzo che pure c'è, lo sforzo di essere capaci di rendere a se stessi ragioni di posizioni antropologiche, di capire quale sia la sfida antropologica oggi, che penso sia quella di un individualismo esasperato che va verso la cultura dello scarto. E in questo senso credo che anche i recenti anni del movimento, lei lo dice, anche della guida di Carron, ci abbiano proprio educati a non essere formali, a non essere schematici, a non seguire facili stereotipi anche interni, ma di rimettersi in gioco personalmente. Ha detto una cosa che quello è il tema dei panda, è un tema che mi interessa molto, quello di cattolici trattati come panda, anche perché nel libro c'era questo passaggio, che sono 5 righe ma vi voglio leggere, dello storico del cristianesimo Alberto Melloni, che dice: il cattolicesimo 15 anni dopo la fine del ruinismo non riesce ad avere una sua proposta autonoma, a costruire strumenti di rappresentanza delle proprie idee di società, ed è usato di fatto a destra e a sinistra in due segmenti in realtà piccolissimi: la tutela della famiglia tradizionale nel mondo reazionario e la tutela caritatevole dei migranti in quello progressista. Il cristianesimo, insomma, è ridotto a una lobby. Allora chiedo a Paolo Giaretta, è così? Cioè i cattolici in politica ormai sono dei panda, una piccola lobby? E dopo un'altra domanda subito a seguire sul tema della modernità. C'è questo rischio,
è un rischio però che corre un mondo cattolico non cosciente della forza di un pensiero e che purtroppo è l'eredità che io ritengo molto negativa del ruinismo, cioè l'ambizione in una società scristianizzata di riuscire a mantenere delle capacità di leadership culturale del paese, ancora una volta rifugiandosi nella protezione del potere politico. È la famosa stagione degli atei devoti, no? Li chiamavano così, cioè quelli che non c'entravano proprio niente con la cultura cattolica, ma che vedevano specularmente, diciamo, un certo tipo di ruinismo. Poi Ruini è una figura molto più complessa di quello che poi si è ridotto, secondo me, negli ultimi anni, e utilizzare la Chiesa a sostegno del proprio potere politico e l'illusione della Chiesa di poter avere qualche tutela sui principi cosiddetti non negoziabili da parte di un potere politico che però non aveva nulla della profondità di pensiero che ha alimentato la nascita del movimento politico dei cattolici e la stessa esperienza di CL. Questo libro è molto importante, secondo me, io l'ho letto molto volentieri, non essendo io mai stato un cellino, ma avendo avuto tanti amici tra i cellini, perché fa il lavoro che dovrebbe fare ogni giornalista, ma che sono ormai pochi i giornalisti che lo fanno. Cioè smita l'immagine, diciamo, l'immagine pubblica di CL è rimasta ferma al momento in cui c'era il carisma di Don Giussani, ok, ma poi c'era un potere culturale forte, c'era un potere politico che uomini di CL attraverso la politica portavano avanti una loro idea, una loro azione, cioè CL gruppo di potere positivo dal punto di vista culturale, anche ecclesiale, ma anche potere politico. Il libro, diciamo, fa giustizia di questa immagine semplicistica. Quindi per questo è importante, perché c'è tutto un percorso successivo che non è mai stato raccontato in modo organico dai grandi media, dai grandi format, eppure c'è questo appuntamento di Rimini tutti gli anni, se si ha la pazienza di ascoltare e di leggere. Diciamo, è la battaglia all'ovvietà, è un modo di leggere le questioni superando i luoghi comuni, quindi è uno stimolo per tutti, anche per chi non è credente. La storia interessante di CL, guardate com'è il senso della storia, il senso della provvidenza, no? CL nel momento forte è in un forte scontro con l'azione cattolica, c'è questa contrapposizione e il presidente di allora dell'Azione Cattolica, il mio amico Alberto Monticone, con cui abbiamo fatto un po' di esperienza in Senato insieme, fa la famosa scelta criticatissima dagli ambienti cellini, la cosiddetta scelta religiosa, cioè un modo di ritirarsi nel momento in cui il partito dei cattolici si dissolve e di ritirarsi su un altro terreno. E il libro racconta che anche a CL succede una cosa simile. A un certo punto, per rigenerarsi, bisogna ripartire dai fondamenti della testimonianza. E per far questo bisogna un po' depurarsi, diciamo, della contaminazione che è stata anche positiva con il potere. Bisogna ripartire, è un viaggio nuovo da fare e il libro lo racconta bene. Grazie. No, sul tema, proprio una domanda flash, poi torno a Marco, sul tema della sfida della modernità. Il pensiero cattolico è in grado di essere un pensiero moderno? Cioè può esistere un cattolicesimo progressista che guarda avanti su temi all'ordine del giorno, il fine vita, il gender, oppure necessariamente un pensiero conservatore? Il cattolicesimo, il germe del cattolicesimo è progressista perché il cambiamento, pensate, cioè questa è una religione che è una religione del cammino. È una religione che affida all'individuo, alle scelte individuali, la cosa più grande per chi è credente è il destino oltreterreno, no? Allora, il
cattolicesimo, se si ferma a difendere l'esistente, è una battaglia persa, non serve. Se invece utilizza i materiali culturali che sono sedimentati in un pensiero ultrasecolare per affrontare proprio le sfide della modernità, lì c'è una risorsa di pensiero, non solo per i credenti, ma la vediamo che c'è una crisi antropologica drammatica della società occidentale. Diciamo, le cose che si danno per scontate di un pensiero di tipo individualistico, liberistico, hanno dato più felicità all'umanità, hanno dato più sicurezza. Leggiamo dati spaventosi dell'aumento del consumo di psicofarmaci. Lasciamo stare le droghe, diciamo, ma semplicemente i psicofarmaci sono aumentati negli ultimi 3 anni del 35%, cioè diventa una dimensione dell'insicurezza che questa società non sa governare, non sa affrontare. Quindi io vedo un'enorme potenzialità e modernità nel pensiero dei cattolici. Bisogna accettare la sfida, non rinchiudersi, no? Io adesso che mi occupo di musica ricordo sempre, è diventata anche famosa la frase del compositore Mahler, che era un innovatore, e alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento i conservatori in campo musicale gli dicevano: ma tu sei contro la tradizione. E lui rispondeva: ma guardate che la tradizione non è custodire le ceneri, è alimentare il fuoco. Se mi guardo attorno rispetto adesso i problemi dei cosiddetti diritti del fine vita, della maternità, ma se ci liberiamo dall'aspetto ideologico, sono sfide oggettive, perché è vero che il modo di concepire la nascita e la morte cambia, perché cambiano le culture, ma cambia anche la biologia, le scoperte della scienza. Ma alla fine ci sono dei problemi etici che non si possono eludere. Lo dobbiamo capire che sulla sorgente della vita ci sono i cataloghi su cui comprare gli uteri in affitto. Non c'è il volontariato, ci sono i cataloghi su cui si compra il tipo di figlio che tu vorresti avere. E chi ci sono dentro questi cataloghi? Ci sono le persone generose che donano l'utero, ci sono le persone povere che devono mettere in vendita quello che hanno. O sulla, diciamo, frontiera opposta della morte. Ma certo che ci sono dei problemi drammatici. A me è capitato di incontrare persone che hanno vissuto il problema di una malattia invalidante, eccetera. Quindi anche qui i cattolici devono aprirsi ad una discussione, ma pensare che non ci sia il problema di una gestione pubblica del fine vita, che vuol dire che se tu diventi un peso, ti senti un peso e te ne vai. Ecco. Bisogna affrontare, secondo me nella cultura cattolica c'è il germe della modernità. Difficile, ma c'è. Grazie Marco. No, assolutamente, siamo qui per discutere, per confrontarci. Adesso Giaretta poneva un tema che nel tuo libro mi pare centrale, cioè il tema della protezione delle leggi, cioè se il cattolico ha bisogno della legge, dello strumento della legge per imporre il proprio principio, il proprio valore. Leggendo il libro io facevo questa riflessione, anche banale se volete, cioè che la politica poi è lo strumento che si usa per cambiare l'esistente, no? Cioè se uno vuole cambiare le cose, fa politica, cerca di cambiare le cose. E credo che i cattolici abbiano cercato di fare questo nella loro misura, no? Cioè attraverso gli strumenti che gli erano dati, la partecipazione alla vita politica. Questo poi nel libro, poi ne parleremo anche dopo, si arriva a forme anche di degenerazione di rapporti con la politica, e c'è il ritiro di cui parlava Giaretta. Allora torno alla domanda originale, cioè il cattolico ha bisogno della politica, della legge per affermare i propri principi e i propri valori, oppure deve limitarsi a quel principio di imitazione, mi pare lo chiami nel libro, no? Per cui ispira l'altro e diciamo così fa proselitismo col suo esempio. Allora, intanto devo dire che la ricostruzione che ha fatto Giaretta è molto attinente ed è, secondo me, poi
Carron non è qui per smentirci, ma è molto, diciamo, una ricostruzione di un pensiero che è sicuramente carroniano. Per venire alla tua domanda, allora, secondo me è chiaro che dal libro emerge, e da quello che ho letto io di Carron, dalle interviste e anche dal docufilm, che secondo me è stato molto importante per ricostruire il suo pensiero, Vivere senza paura nell'età dell'incertezza. No, Carron sicuramente non la pensava così, quindi la sua CL con la sua guida, nella misura in cui la sua guida è stata seguita, non era una CL, o comunque, diciamo, nelle sue intenzioni, non era una CL che ritenesse di aver bisogno della politica, anzi, tutt'altro, diceva: non abbiamo bisogno dell'armatura dei diritti per affermare il nostro principio, se è valido, si autoafferma. Se siamo così bravi, se il nostro esempio è così forte, allora noi saremo capaci di attrarre, no? Per contagio, non abbiamo bisogno di imporre. E allora mi vengono in mente alcune cose. Qui adesso, proprio in questi giorni, c'è anche una polemica importante, no? Con i vescovi del Triveneto contro i 2 governatori, ma poi in realtà è soprattutto, poi tu lo sai meglio di me, ma è soprattutto contro Zaia, perché poi Federica ci sono sfumature diverse, ma insomma per la raccolta di firme per una legge sul suicidio assistito. Ecco, allora un conto, a mio avviso, un conto è dare testimonianza di un proprio punto di vista sulle cose, un conto è tentare di imporre il proprio punto di vista sulle cose. Io ricordo il caso Englaro nel libro. Ricordo come il presidente Formigoni, in nome di un proprio credo convinto, si oppose e tentò e coinvolse, anzi no, coinvolse il governo in questa azione, si oppose all'esecuzione di una sentenza della magistratura per quanto riguardava la povera Eluana Englaro. Ecco, io il libro non è fatto per esprimere il mio punto di vista sulle cose, ma per esprimere il punto di vista dei protagonisti del libro e per raccontare CL. Io credo però, nel momento in cui mi chiedi un mio punto di vista, che quello non sia un modo vincente per attuare i principi di un cristiano. Nel momento in cui ci si pone in quell'arena, si fanno 2 errori. Da un lato si radicalizza lo scontro, dall'altro non si tiene conto dell'evoluzione che sta avendo la società, che non è necessariamente corretta o sbagliata, ma è un po' quello che diceva poco fa Giaretta, cioè se tu fai certe battaglie, ma in realtà la società è molto oltre le tue battaglie, in realtà questa tua battaglia non serve a nulla. Io su questo coinvolgo subito Domenico Menorello, che insomma fa politica, e intanto così un'opinione su quello che ha appena detto Marco, e poi una considerazione che magari può incentivare il dibattito. Cioè forse oggi i cattolici sono anche un po' sfilacciati, c'è stata la diaspora, sono tutti un po' sparsi negli schieramenti, e a me verrebbe da dire, senza voler urtare la sensibilità di nessuno, anche un po' strumentalizzati come figurine, no? C'ho il cattolico in lista, lo metto là, poi quello che pensa, quali sono i suoi valori, ne discutiamo poi. Quindi una riflessione su questo che diceva Marco, cioè non c'è bisogno della politica, della legge per affermare i propri principi e i propri valori, e poi una riflessione sul ruolo dei cattolici in politica, che se vuole brutalizzo così, cioè ha un senso ancora dichiararsi cattolici oggi quando si fa politica? Allora, vado per schemi per non portare via tempo, poi avremo magari modo. Lapidariamente, secondo me, la fede non ha bisogno di alcuna legge. 2, io mi sono convinto, anche per averne fatto sulla mia pelle esperienza troppo lunga, che avesse ragione Don Giussani. Peraltro in questo senso non vedo ragione di contrapporre né Carron né Giussani né all'attuale direzione. Il movimento ci educa alla stessa giudizio esistenziale e culturale. Bellissimo quel brano che lei, Torascione, ha riportato di Giussani, quando dice: non facciamo quell'errore del 48 di lasciare irrevocabilmente alla democrazia cristiana la leva della decisione politica. Quindi invece questo errore si continua a fare, non si vede perché i cattolici sono nel frattempo evaporati sotto il profilo dell'incidenza, ma ancora molto a lungo si è sempre pensato che l'unica risposta pubblica, e quindi
perché a me piace molto il tema di fondo, sia quella di un'organizzazione partitica, e così abbiamo assistito allo scempio di decine, miliardi di micropartiti o abortiti, tutti quanti, sempre pensando che dalla leva politica ci fosse la possibilità di un'unità, mentre probabilmente si rovescia la dinamica, se possibile naturalmente, se il contesto lo richiede. E nel 48, ad esempio, tale Jeddah, cioè la DC nasce con un grande anche movimento pre-politico e sociale, e poi, che poi probabilmente la DC abiura, cioè si rinchiude in questo senso, così, quel commento di Don Giussani è estremamente interessante a riprenderlo, probabilmente pensando che il potere bastasse. E infatti Jeddah viene espulso, non diventa, anzi lui rifiuta di diventare parlamentare, probabilmente intuendo quanto ci fosse bisogno di una presenza anche prima della politica, di elaborazione, di presenza sociale, di critica, e non si confondessero totalmente. Io penso che oggi la presenza pubblica dei cattolici può realisticamente più ripartire da un terreno prepolitico, tentando assieme di giudicare quello che la modernità propone o oppone. In questo senso, insomma, diciamo, anche questa è la mia esperienza di questi anni, è esattamente questo, e devo dire che trovo molto più gusto in questo che non in tanti altri tentativi fatti negli anni passati. Il dottor Ascione è stato quello che ci ha consentito, quando abbiamo dato vita a questo network di tante associazioni, in cui ci sono anche tantissimi amici che appartengono a molti movimenti diversi, di giudicare assieme alcuni fatti politici. Ma non è che stare sulla modernità significhi adeguarsi alla modernità, non necessariamente, perché, come ad esempio insegna il pensiero di Ratzinger, ci sono molte cose della modernità che sono state giudicate dal Magistero molto importanti, quindi da questo punto di vista noi non abbiamo assolutamente nulla da difendere in modo preconcetto. Però, e qui cerco di fare un esempio sul tema sempre della legge. È vero che la fede non ha bisogno della legge, e quello che lei riprende dal Magistero di Caron è molto interessante, è stato molto utile riprenderlo anche per me, per ricordarmi anche di tanti passaggi fatti in questi anni. Ma è altrettanto vero che il cattolico non è detto che debba chiudere gli occhi, e sul tema della legge secondo me c'è un grosso problema che viene trascurato. Cioè, torno all'esempio di Luana Englaro e a quello del fine vita, su cui siamo stati richiamati in questi giorni dai vescovi. Peraltro un documento bellissimo che sarebbe interessante discutere nel merito. E la legge è lo strumento con cui un'altra antropologia oggi viene imposta. Cioè, la fede non ha bisogno della legge, ma attraverso la legge ci si sta imponendo un'antropologia ridotta. Perché non vi è dubbio che la legge sia uno straordinario strumento che condiziona la cultura di un popolo e condiziona le nostre stesse convinzioni su noi stessi. Usiamo il termine legale come sinonimo nel linguaggio di positivo. Si può fare questa cosa. I radicali, che sono sempre molto intelligenti, lo hanno capito da molti anni, infatti ad esempio non si capisce che senso abbia oggi. Io sono stato nel comitato, anzi mio onore di aver scritto la difesa che è stata presa dalla Corte Costituzionale per respingere il tentativo di referendum per legalizzare le droghe, quando già oggi in Italia la dose personale è ampiamente consentita, perché loro capiscono quanto la legge incida su un processo culturale. E noi no, invece, allora se la si vede solo da un certo punto di vista la legge, e secondo me noi siamo anche chiamati a capire per noi stessi e proporre agli altri questo dialogo sulle ragioni. Sotto tante leggi apparenti del politically correct, in realtà troviamo un'idea di uomo il cui valore si identifica con il principio assolutizzato di autodeterminazione. Cioè l'idea è, questo lo viviamo almeno dalla legge 219 del 2017, eccetera, non c'è più una tutela della vita in quanto data, in quanto ogni circostanza di vita esprime un desiderio e una domanda che la trascende, per cui ha sempre un valore assoluto,
principio e valore che è scritto nella nostra Costituzione e sulla quale concordava destra e sinistra e centro fino a forse 20 anni fa. Ricordo un bellissimo dialogo fra Carlo Casini e Massimo D'Alema, dove entrambi dicevano di essere contrari all'arresto deliberato di una vita. Il cambio d'epoca fa sì che si sono completamente persi questi riferimenti valoriali condivisi. Allora, adesso il principio di valore è: finché io sono in grado di autodeterminarmi, valgo. Quindi se sono in grado di misurare il reale, valgo. Quando non sono più in grado di autodeterminarmi, valgo meno. Quindi attenzione, perché il messaggio che si dà con molte leggi, che da una decina d'anni a questa parte incalzano proprio nel cambio d'epoca la società italiana, è questa diversa concezione dell'uomo, secondo la quale il valore sta nella capacità, diciamo, banalizza, di successo, di autodeterminazione. La dignità sta in questo. Quando c'è la fragilità, quando c'è il limite, quando c'è, come dicono i vescovi in questo bellissimo documento, la vulnerabilità, che fra parentesi c'è sempre, noi siamo vulnerabili, allora noi valiamo di meno e si tende a scartare. Quella figura eccezionale che è Madame Cicely Sanders, che fondò gli Hospice, cerco di citare non cattolici, disse: l'introduzione delle leggi sull'eutanasia porteranno a far sì che il fragile, il malato, si percepisca inutile, non accolto, e quindi chieda di andarsene. La settimana scorsa 2 statistici importanti come Asher Colombo e della Zuanna hanno presentato una interessante ricerca di tipo squisitamente statistico, dove si fa vedere che l'introduzione di queste leggi aumenta moltissimo questo tipo di percezione di sé, di giudizio su di sé. Quindi la legge va anche guardata per questo, quindi è bene che semplicemente la decodifichiamo. Siamo di fronte ad un'idea di uomo di questo tipo. Corrisponde al cuore, corrisponde al desiderio che ho su di me, sui miei cari, o preferisco un'idea per cui tutti i capelli del capo sono contati, per cui l'idea delle cure palliative, ad esempio citate da Paolo mi pare prima, l'idea della cura del dolore, l'idea della prossimità a cui ci richiama continuamente il Magistero di Papa Francesco, è più o meno adeguata dell'idea dello scarto. Ognuno, in questo senso, credo che la sfida alla modernità sia molto interessante, non perché uno debba avere, ma se non altro per porci queste domande e dibatterne assieme, perché il cuore di tutti gli uomini è sempre lo stesso. In questo senso il dialogo è molto possibile, forse, come ci ha detto Carron più volte, paradossalmente in questo momento, pagina 42, può essere la secolarizzazione, può essere l'occasione per ripartire. Ma mi piace citare su questa lunghezza d'onda che qualche anno prima Don Giussani aveva detto che viviamo in un momento drammaticamente bello perché sempre più tutto poggia su una nostra scelta. E quindi in questo senso non c'è scarto, ma una grande sfida per se stessi e per tutti, credo. Grazie. Sto ancora sul tema della rappresentanza perché a me interessa molto e mi rivolgo a Paolo Giaretta. Diciamo, se il cattolico fa la scelta religiosa di cui parlava lei prima, non si ritira dalla vita politica e, come diceva Marco poco fa, sceglie la via, no, del proselitismo per imitazione. Non si rischia che sia la politica a impadronirsi del messaggio cattolico, magari in maniera anche maldestra, diciamo così, interpretando a suo piacere e strumentalizzando anche in qualche caso principi, valori che forse avrebbero bisogno di un po' più di profondità. Il problema è che se tu ti percepisci come una delle tante minoranze alla ricerca di una protezione, diventi del tutto inutile, sarai trattato come gli amici degli animali, come quelli che proteggono i panda, eccetera. Tu devi percepirti come produttore di un pensiero che insieme ad altri pensieri tenta di affrontare la sfida della modernità, questa tragica sfida della modernità che ci pone questioni del tutto nuove. Io leggo molto anche autori
di impostazione laica. Ci sono delle pagine magnifiche, ad esempio, di Tronti, un vecchio marxista, o di Aldo Schiavone, pure uno storico, diciamo, e filosofo di orientamento marxista, che sul tema della vita, delle sorgenti della vita e della morte, dicono cose che sono assolutamente compatibili con quello che può dire, che tenta di dire un cattolico. Quindi non bisogna avere paura della modernità, bisogna sentirsi generatori di un pensiero utile non solo ai credenti. Cosa volete difendere con la legge la comunità dei credenti? Ripeto, ti riduci a essere quello che si mette in fila di fronte ai parlamentari insieme alle altre lobby. E allora rinunci completamente. Certo, bisogna avere un'idea. Faccio un esempio adesso ultimo, no? Hanno votato a Monza, dice c'è il 19% dei votanti. Vabbè, io mi sono messo anche nei panni di un elettore che volesse in qualche modo votare, si trova di fronte un signore ottantenne, presidente del Monza, come se, diciamo, il calcio fosse l'universo, no, che dal punto di vista politico non ha mai detto nulla, se non quello, ma io sono sempre stato... sì, no, e pensando quindi che il calcio e la memoria del cavaliere fosse sufficiente, come dire, a generare passione. Nel mio campo politico, largo o meno, non mi sembra molto largo, qualcheduno ha pensato contro, diciamo, l'analisi di chi nel territorio vive, che bastasse l'immagine simbolica del difensore dei diritti. Ma io mi sono chiesto, ma a prescindere dal giudizio di merito, che se tu affronti un tema così delicato come il fine vita, come dire, lo affronti dal lato propagandistico, simbolico, no? di una persona che ha interpretato un certo modo di concepire il fine vita. Ma poi vi siete mai chiesto quale altro pensiero avesse cappato su tutti gli altri temi della società? Cappato dal punto di vista dell'economia è un liberista assoluto. Non c'entra niente con la storia di quel campo largo progressista. E allora vedi, le semplificazioni, cioè il rifiuto di pensare, il rifiuto di costruire un pensiero. Se ci mettiamo su questo campo, io penso che nella cultura cattolica, diversificata, ampia, perché c'è un dibattito che non riguarda mica solo, no, CL, ci sono tanti germi di pensiero che consentono di affrontare la modernità. Se ti metti o sul campo della lobbistica o sul campo simbolico di pensare che un tema diventi, la gente sta a casa, non ti segue più. Però io penso che lo spazio ci sia ampio. Dico solo un'ultima cosa, no? Perché poi io non sono mai stato uccellino, anche se ho fatto il liceo a Milano, e a Milano ho incontrato... No, è perché io ero al liceo scientifico, era l'Einstein, e ho incontrato, allora si chiamava Gioventù Studentesca, ed erano i primi nuclei di quello che sarebbe diventato CL, no? Per tanti anni ho letto il Sabato settimanale, che era uno sguardo diverso sulla realtà. Se volevi leggere le cose da un altro punto di vista. Ma qui a Padova CL è stata una realtà del tutto originale. Adesso c'è qui De Bellini che è stato per tanti anni il capo, uso questa espressione, è stato un amico con cui abbiamo avuto tanti momenti, ma la capacità di questo mondo di fare una proposta che si rivolgeva a 360 gradi. Tu sei un grande amico di Pierluigi Bersani, no? E quindi c'è stata la fase in cui, specie qui nel Veneto, CL non è stato sto da una parte, dice abbiamo delle idee, abbiamo dei valori, abbiamo un'idea di società, vogliamo confrontarci. Questa è stata una grande ricchezza. È quell'equidistanza che nel tuo libro tu fai coincidere anche con dei momenti proprio cronachistici di rottura. Uno è quando Carron dice non si partecipa al Family Day, l'altro del 2016 mi pare,
l'altra è la famosa lettera Repubblica, ma l'avesse mandata al Corriere era meglio, ma non importa, non ci faremo Al questo. Corriere ha mandato quella su Martini, quella dai. successiva, in cui chiede scusa a nome del movimento per le vicende di Formigoni. Ecco, qui forse anche per dire che è vero, CL ha patito, mi rivolgo qui a Menorello che prima faceva un ragionamento su questo, ha sofferto anche degli stereotipi che gli sono stati cuciti addosso, ci sono stati però anche dei fatti, delle cose inequivoche che hanno coinvolto la magistratura e che magari hanno favorito l'affermarsi di un certo tipo di narrazione. Sì, dopo, subito o aspettiamo? Subito, vi approfittiamo. Ho notato 2 o 3 cose per restare dentro a pochi minuti, se poi altri devono intervenire. No, io ho apprezzato molto il tentativo di Marco Ascione, che è coraggioso anche, perché è un contributo di tipo storico, tu prendi un arco di tempo importante, mi è piaciuto il titolo Profezia, perché secondo me su questa parola qui forse c'è una chiave anche sull'oggi. Io vorrei dire queste 3 cose. La prima, Giussani è l'uomo che ha creato il più grande movimento universitario della storia d'Italia del dopoguerra. Giussani è l'uomo che ha creato il più grande movimento studentesco universitario del dopoguerra. Siamo arrivati a 15.000 persone a un certo punto. Chi conosce la storia, come il Paolo, che ringrazio tantissimo anche delle cose che ha detto adesso, ti domanda perché. Come è stata la radice di questo successo? Che c'entra con questo libro? La risposta molto sintetica che tra l'altro potremmo prendere anche dalla storia, nel 1954 Papa Pacelli manda un po' anche in punizione Giovanni Montini, cardinale a Milano, 1954. Quando il cardinale arriva, gli dicono le statistiche della gente che andava a messa, superavano tutte il 90%. C'era anche Don Mazzolari presente a quegli incontri, ha detto guardi Monsignore, non è così la realtà. C'erano 2 uomini a Milano, oltre a Mazzolari, che avevano visto nel 1954 che quello che appariva nella Chiesa, la frequenzazione, la frequenza dei sacramenti, era un'apparenza e un mondo si stava disfacendo. La cosa l'abbiamo capita dopo. Giussani aveva nel 1954 lo stesso giudizio di Montini e il movimento nasce nel 1954 e nasce all'interno della storia dell'azione cattolica, perché la gioventù studentesca era l'azione cattolica. Salto a un personaggio importante che Paolo abbiamo incrociato tante volte insieme, Andreotti. Ma guardate, Andreotti che era stato capo della FUCI, la cosa che l'aveva entusiasmato di CL, innanzitutto era che lui aveva risentito quel movimento della FUCI che lui aveva incontrato già con Montini negli anni del fascismo, che la FUCI si è formata in quegli anni lì. Il gruppo della FUCI di Giovanni Montini, Battista Montini, era fatto da La Pira, Andreotti, De Gasperi, c'era Aldo Moro, eccetera. Questo era il gruppetto della FUCI. È stata la generazione di cattolici che ha costruito poi lo Stato italiano dopo e che ha vissuto le contraddizioni che tu racconti anche nel libro. Faccio un esempio, ma quando Papa Pacelli non voleva che i missini fossero messi insieme alla DC per governare Roma, E De Gasperi ha reagito come ha ha reagito. detto di no. Da dove nasceva questa battuta, il no di De Gasperi? Nasceva dall'educazione con Montini. E Montini va da Pacelli e gli dice: ma scusa, ma perché non dobbiamo fidarci di questa gente? Noi non possiamo più imporre la gente a questa cosa. Guardate che questa è la matrice sulla quale Don Giussani ha costruito il movimento, perché partiva esattamente da questa storia. E la novità di Giussani, da un punto che io che avevo simpatie più a sinistra quando sono venuto all'Università a Padova, la cosa grande è che la vicenda di Giussani non è solo la questione della fede, che la fede è un dono che il Signore dà, ma era il fatto che la fede fosse qualcosa che portava qualche novità nella vita di tutti i giorni. Tanto è vero che Ratzinger definisce, e anche tu lo citi nel libro, la vicenda di Giussani, il cuore è la vita cristiana come avvenimento. Cioè che tu, vivendo la fede, succede qualcosa nella vita. Ma cos'è la vita? Sono l'affettività, la politica, gli interessi, i valori, tutto. Succede qualcosa dentro la vita. Questo è il motivo per il quale migliaia di giovani in tutte le università italiane vanno dietro a Giussani.
Da questo punto di vista ti do un suggerimento, potresti fare un Profezia 2. Secondo me sarebbe molto interessante capire, per esempio, di più, perché allora cadrebbero tanti luoghi comuni, eccetera, il percorso di Giussani rispetto ai papi. Perché questo, voglio dire, lui, diciamo, con Paolo VI nel 54 ha avuto un rapporto bellissimo. Io ricordo la frase storica quando il Papa, cioè quando Cardinale Montini gli dice: non capisco i tuoi metodi, ma vedo i frutti, vai avanti. Voglio dire, questo è una statura umana e religiosa impressionante, che non ha niente di politico. Con Papa Paolo I, qui a Venezia, c'è stati dei bellissimi incontri quando era patriarca, e con Giovanni Paolo II c'è stato il riconoscimento. Io ti devo dire, sono stato, adesso faccio come elogio, però ho vissuto questa storia per 50 anni. Io negli anni 82-87 ero segretario nazionale della fraternità e ho vissuto gli anni del riconoscimento. Ho vissuto gli anni in cui si è fatto lo statuto e ho visto qual era l'impronta che Giussani voleva dare allo statuto di un'associazione laicale, non clericale. Okay. Poi, rapporto con Ratzinger. Cito una cosa che ti avrei detto se ci fossimo incontrati prima. Un giorno parto da Corvara, tu Paolo ti ricordi, sei venuto a Corvara a pranzo con Giussani una volta in un confronto con te, con Settimo, eccetera, per dire di una storia che aveva quel respiro che Paolo ha detto prima. Porto Giussani a Bressanone a incontrare il Cardinale Ratzinger. Io dico: che ora vuoi che ti vengo a prendere? Fa: no, Graziano, dai, stai qua con noi. Ah, perfetto, mi fa soggezione, eccetera. No, resta qui. Io assisto per 4 ore a un dialogo tra questi. Io non avevo mai capito il livello di rapporto che c'era, un rapporto profondo, umano, religioso, spirituale. Giussani chiamava Ratzinger, ogni domanda che gli faceva, anche di correzione di come lui descriveva anche teologicamente dei contenuti, ad ogni domanda diceva: maestro, ma tu cosa diresti, eccetera. Vabbè, va avanti, finisce il pranzo, momento dei saluti, Ratzinger abbraccia Giussani e gli dice: Don Gius, però lo sai che sei tu il mio maestro. Questa cosa tu l'hai citata, basterebbe andare a leggere l'omelia che ha fatto Ratzinger a braccio il giorno della morte di Giussani per capire il livello di rapporti. E qui dentro c'è in qualche modo una unità complessiva delle cose. Non a caso certi casini di CL sono successi il giorno dopo che Ratzinger è morto. Ma questa è una mezza cattiveria che mi permetto. Quella lettera brutta su Carron, non documentata, ingiustificata, al di là di tutti i problemi di statuti, che va bene che facciano quello che vogliono, ma quella lettera cattiva di accusa senza possibilità di risposta avviene dopo la morte di Ratzinger, che era stato non solo per Giussani ma anche per Carron padre e maestro, forse anche suscitando qualche gelosia, perché era un uomo straordinario di fede. Carron era un professore, oltretutto, e anche lo è tuttora. Capito? E quindi c'era anche una sintonia che nasceva dagli studi, da un affiatamento particolare, eccetera. La storia coi papi potrebbe dire molto di più sul tema, l'altra cosa che volevo dire era sulla politica. Allora, qui effettivamente, secondo me, tu hai descritto molte cose. Sarebbe interessante andare più avanti. Qual è la posizione di Giussani? Io cito solo 3 cose perché è una storia troppo lunga. Primo, 1973, Paladino di Milano, prima grande presenza pubblica di CL. Un progetto per la liberazione. Prima volta che si chiamava anche Comunione e Liberazione, c'era Aldo Moro, tu l'hai citato questo episodio. Questo episodio qua segna paradossalmente, e non si sa molto, un episodio su cui Don Giussani non condivide. E nel 76, davanti agli universitari di tutta Italia, dice: è un'altra la strada, non è quella di un progetto politico, è quella di una presenza vera del cristianesimo dentro la vita di tutti. E nel 76 c'è la rivoluzione dentro CL, capito? Poi ci sono i referendum. Giussani non è mai stato d'accordo, per citare... Lo dice proprio, tra l'altro. Tu, Marco Bonea, hai fatto una domanda prima su questo. Giussani non aveva accettato il referendum come modo di chiarire questioni sui valori. Era in totale disaccordo. Ma siccome la maggior parte del mondo cattolico aveva abbandonato il vescovo, Monsignor Bonicelli, andò da Giussani e disse: ti prego, vieni a salvare questa situazione in cui ci hanno abbandonato tutti. Domenica delle Palme, famosa, del 75, in cui c'era solo CL in piazza San Pietro. E Paolo VI accoglie CL per la prima volta nell'aula Paolo VI, eccetera.
perché era un momento di grande smarrimento, ma non era la nostra strada. Tanto è vero che il sabato, e io in quegli anni mi è toccato di fare l'amministratore delegato per 5 anni, quindi l'ho vissuta anche. Il sabato scrive ripartiamo da 32 e Giussani dice no, non si riparte da 32. Ancora una volta non dice che 32, lo dico per chi magari non se lo ricorda, è la percentuale di chi è. Vabbè, ok, perfetto. Capito? E ancora una volta, questa lettura qui, per esempio, che se l'Azione Cattolica di quei tempi avessimo potuto dialogare senza i pregiudizi inevitabili, ci saremmo accorti che eravamo profondamente uniti, non eravamo distanti. Infatti ora, in questo tempo, con la gente che ha fatto un'azione cattolica vera, non c'è nessuna diversità, neanche di interpretazione storica. Non c'era una differenza tra un progetto politico e una presenza. Giussani non voleva questo. Certo, c'era un particolare. Per Giussani la libertà, e questo era uguale a Montini, che aveva permesso che De Gasperi dicesse di no a Papa Pacelli, per Giussani la libertà delle persone era una cosa grande. In Lombardia erano 30.000 iscritti e si è conquistato la regione. Da noi abbiamo avuto una presenza diversificata, pluralista, sempre, io ho fatto per quasi 30 anni responsabile, si è votato con libertà. Abbiamo votato la Bindi, abbiamo votato Zanonato, abbiamo votato Paolo, abbiamo votato anche persone nostre che sono nate in comune, però non c'era il problema di un progetto politico di conquista. E la sponda della politica era una sponda che permetteva a una realtà sociale fatta di opere e di persone di esprimersi, perché insomma la politica riguarda tutti noi, ognuno porta il suo contributo. E ti dico, finisco, Giussani in quegli anni, Padova, dico una cosa su Padova e Giussani, ha avuto una predilezione particolare. Negli anni 90 era già malato, è venuto 3 volte a Padova al Santo per 3 volte. Una delle 3 relazioni è stata Cristo e il potere, che poi è stata pubblicata. Ma 3 volte c'erano 2000 persone ogni volta, stando ai resoconti del Corriere, del Mattino di Padova, eccetera. Ha avuto una predilezione particolare. Ci è stato vicino in un momento che abbiamo avuto un grande dolore nel 98, ma poi è stato vicino. Aveva detto in quegli anni, dobbiamo dialogare con la diocesi. Io ricordo, a casa mia, quando abitavo a Tichero, che bene c'era Monsignor Rossi, che tu conosci, vicario per i laici, e con Giussani c'era anche Monsignor Salmaso, per dire questa era la coppiata. Il tema era, possiamo cominciare a dialogare sulla vita della Chiesa, eccetera. Anche Giussani esordì, vede Monsignore, lei deve avere pazienza perché Cielle è il figlio di una coppia anziana che aveva già tanti figli. Per cui quando è arrivato sto figlio non era molto gradito, perché sembrava che ne avevano già troppi, ma soprattutto poi con un carattere che non piaceva. Questo è il punto di partenza della nostra vicenda. Per cui noi abbiamo avuto anche il dono di sperimentare che il dono della grande presenza cristiana nel suggerimento di Giussani non era un progetto politico. Tanto è vero, come ha detto Paolo, abbiamo dialogato sempre con tutti, anche con il resto milanese. Cioè abbiamo dialogato sempre con tutti, perché il problema non era un progetto politico, ma era la verità di una posizione. E in questa verità ci sta il fatto che degli amici si fossero impegnati in Forza Italia, o nella Lega, o in altre cose, ma questo non era il progetto politico, questo era casomai un atto della libertà. E sono nate cose buone anche da storie diverse. Io non mi sentirei mai di giudicare il bene che ho visto in tante persone in storie diverse. Grazie. Un contributo importante. Che vorrebbe tanti altri interrogativi, ma ahimè. No, ma di fatti qui sulla questione del progetto di Giussani sono state fatte, e ovviamente ne sono molto felice di questo, no? Diverse recensioni al libro, e giustamente e per fortuna alcune critiche, e in una di queste recensioni critiche, non mi ricordo se era Monaco o chi, comunque è stato scritto, dice, però, dice, Ascione avrebbe dovuto, dice, c'è un problema che in realtà il progetto di Giussani, dicono i critici, invece era un progetto che prevedeva un forte impegno in politica, quindi chi ha esercitato il potere, chi ha tentato di esercitare l'egemonia l'ha fatto in coerenza. E questa è una critica che viene mossa al mio libro, perché in realtà nella mia ricostruzione invece io ritengo che Giussani a un certo punto abbia detto no, un momento, noi siamo un'altra cosa, stiamo attenti, e che il testimone passato a Carron, nella mia ricostruzione, servisse in qualche modo a ritornare un po' indietro. Su questo hai avuto l'impressione che l'esperienza lombarda magari fosse un po' sui generis rispetto
come con la Lega Lombarda e la Lega è successo la stessa roba. Allora, io credo che Formigoni... Scusa, completo perché mi è venuta in mente un'altra cosa. Lo dico perché leggendo il libro vedo diversi orfani di Formigoni, no? Cioè anche nel modo che hanno di difendere quell'esperienza, nonostante poi quello che è successo. Scusa. Sì, io credo che in realtà Formigoni sia stato, al di là diciamo degli errori, al di là dei giudizi della magistratura, sui quali ovviamente, di quali prendo atto, ma sui quali non entro, nel senso che quella è una questione tra lui e i magistrati, lui si è sempre proclamato innocente, ma questo lo terrei da parte. Io credo che lui sia stato un leader politico molto capace di attrarre consenso ben al di là della sua stretta sfera di riferimento, che pure in Lombardia era ed è molto, molto nutrita, e quindi abbia, diciamo così, sull'onda di questo consenso e anche sull'onda di questa leadership riconosciuta da un'ampia quota dell'elettorato lombardo, abbia poi dal suo punto di vista ritenuto di attuare in coerenza nella sanità, nella scuola, alcuni principi che derivava dalla formazione in Comunione e Liberazione. È il motivo per cui lui è rimasto dal suo punto di vista spiazzato dalle reazioni, da quello che è accaduto, perché lui dice: io ho fatto quello che più che mi si chiedeva, quello in cui credevo, in coerenza con la mia formazione. Quindi c'è effettivamente una storia lombarda che fa storia a sé da un punto di vista CL e la politica in Lombardia sono una cosa a parte, cioè attraverso la politica CL in Lombardia ha raggiunto, se vogliamo, il suo punto più alto, ma è lì che in qualche modo è lì che in qualche modo è nato il problema, è lì che è nato questo aspetto, questa interpretazione del potere dell'egemonia contestata da Carron, che poi riguarda Formigoni, ma non riguarda semplicemente Formigoni, riguarda un'ampia schiera di politici che si sono formati in CL, e con la caduta di Formigoni, come dici tu, sono rimasti degli orfani, certo. Non so che tempi abbiamo col tuo treno, forse 10 minuti, proprio un rapido giro, perché vedevo Menorello che un po' scuoteva la testa, un po' faceva, e ho capito, l'ho immaginato, però ti chiedo veramente diamoci 5 minuti ancora per una riflessione anche rispetto alle cose che ci ha detto qui. Ma reagisco su questa cosa. Io credo che se si ha la pazienza di guardare la legislazione lombarda, si capisce che non è quello che lei ha descritto, dottor Rascione. La legislazione lombarda ha applicato in parte, e forse come mai nessun altro, il principio di sussidiarietà orizzontale, dando a tutti maggiori spazi di libertà, perché quando la sussidiarietà implica che io, non so, nella scuola, negli ospedali, cioè scelgo fra diverse offerte e penso che la società sia in grado di organizzare delle risposte in tutte le materie, da quella imprenditoriale a quella educativa, e quindi pongo nelle mani della società, diciamo, una leva di scelta. Scusi, no, solo per dire che la mia non Questa è era una stata la connotazione cifra. negativa. No, ma io capisco quello che voglio dire, però noi buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, e quindi da questo punto di vista credo ha perfettamente ragione Formigoni nel dire, e non mi risulta che ci siano critiche sotto questo profilo da parte di nessun leader, di nessun responsabile del movimento. Per quello che l'ho capito io, il richiamo che Carron ha fatto in una certa fase della vita del movimento è stato di non appiattirsi sulle leve della politica, come è stato anche ricordato, e questo sicuramente è stato molto opportuno. Peraltro non, almeno per come l'ho vissuta io, mai teorizzando una scelta religiosa. Due, perché c'è un po' un non detto che sembra che poi alla fine l'optimum sarà quando questi qui se la mettono via di fare qualcosa e si mettono a inseguire il politically correct. Per esempio anche sul tema del Family Day, lei l'ha ricordato bene, infatti in questo senso do atto. Carlo non ha mai detto non andate al Family Day, ha detto ognuno verifichi nella propria esperienza la ragione ultima di questa sua eventuale decisione. Lui ci ha spinto molto in questo senso, che poi forse noi non abbiamo compreso o abbiamo semplificato, dico così in generale, ma questo è stato il punto di una scelta che doveva ritornare a essere personale e non magari così, fra virgolette, un po' stereotipata al nostro interno, come a volte insomma è una tentazione che questo può accadere. In questo senso, chiudo, rimane la profezia
rimane la profezia di cui lei parla, e peraltro mi ha fatto riscoprire anche il suo giudizio su alcune cose di Carron, che credo sia davvero una profezia, perché quando si domanda, e chiudo, perché tanto fascino e tanta avversione verso i cosiddetti nuovi diritti, ecco, lui dice il perché della loro attrattiva e del loro moltiplicarsi con la segreta aspettativa, diceva, cioè lui da un lato comprende, no, il desiderio dell'uomo che giustifica, fra virgolette, anche tutto il tema dei nuovi diritti in modo molto acuto, e dall'altro c'è una segreta aspettativa che l'ordine giuridico possa risolvere il dramma del vivere e garantisca per legge una soddisfazione dei bisogni infiniti di ogni proprio cuore. In questo senso penso che rimanga totalmente profetica questa posizione e rilanci una sfida alla capacità di giudizio dei cattolici e di dialogo con tutti, perché ritengo che sia proprio il campo, io lo banalizzo, ti chiamo del pre-politico, cioè di un giudizio di questa idea ridotta a mio modo di vedere che passa la modernità e molte leggi della modernità, per cui si pensa che la salvezza non da parte dei cattolici, da parte degli uomini avvenga tramite la legge, mentre probabilmente il desiderio dell'uomo è molto più, va molto oltre, ed è un surrogato questo di pensare che la legge possa rispondere a questi desideri, e in questo senso però non è un problema di agitare un dogma piuttosto che un altro, ma di ingaggiare una vera e propria decisione, un vero e proprio dialogo con il cuore di ciascuno, che in questo senso lei ha il merito di ben descrivere nelle sue pagine. Va bene, grazie a tutti. Dobbiamo chiudere perché c'è un treno che aspetta Marco per riportarlo a Milano. Quindi grazie a voi che siete venuti qui questa sera, grazie a Marco Ascione, l'autore di La profezia di CL, che potete acquistare qui sopra anche con una dedica, che 5 minuti velocissimi. Grazie a Paolo Giaretta e grazie a Domenico Marco. Grazie davvero, grazie.